e dell'assessore alla cultura della provincia di Oristano, Serafino Corrias. Mi permetto di dire di aver trovato a casa sua, perché poi chi se li spostiamo, vi prego, così ci liberiamo lo spazio, e grazie anche all'assessore. E siete qui ovviamente per ascoltare questo racconto di voci e di note. A lei, che è il padrone di casa, il diritto della prima parola. Grazie Giuliano, un saluto a te. Un saluto da parte mia e a nome dell'amministrazione comunale a tutti i presenti, a tutti gli artisti che si sono esibiti e che si esibiranno, ai rappresentanti delle autorità provinciali, a Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente della Provincia, a Serafino e tutti quelli che rappresentano le istituzioni, a Don Isidoro naturalmente, che forse lui è più padrone di casa di me in questa occasione, che come al solito accoglie la richiesta di mettere a disposizione questo magnifico santuario del culto, che non è solo un santuario del culto, ma è anche una struttura che offre un'acustica eccezionale e una cornice spettacolare a manifestazioni di questo tipo. Mi unisco all'augurio che sia Sua Eccellenza che il Presidente hanno fatto per il nuovo anno, per quello che anche secondo me è la cosa più importante, di salute e di serenità per tutti quanti. Volevo anche ringraziare il loro secondario e tutti i curi di Bonarcado, perché con la loro attività tutti questi anni hanno portato il nome, la cultura e le tradizioni di Bonarcado fuori, anche all'estero, e mi augurio che queste attività proseguano, incrementino, migliorino e che ci sia sempre tra di loro una sana competizione per poter migliorare, per poter sempre portare il nome di Bonarcado sempre più in alto e sempre più lontano. Grazie. Grazie, veramente con questi spazi di condivisione e di incontro. Tra l'altro a Bonarcado si canta molto, e per fortuna, perché oltre ai due presenti ci sono altre bellissime realtà che intonano canti. Io quando ho iniziato la mia attività avevo modo di presentare 2 gruppi folk di Bonarcado e nel tempo un pochino si sono messi a riposo. Spero di poter tornare presto a salutare e a presentare una formazione del ballo di Bonarcado, che tra l'altro era meravigliosa. A lei il piacere di questo saluto, e devo dire che in alcuni casi abbiamo ascoltato il primo saluto, invece in questo caso è un ritorno costante, presente, affettivo ormai anche nei confronti dei componenti del coro, non solo della realtà che rappresentano. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto io sono molto lieto di essere qua per il 6º anno consecutivo a un evento che io credo possa essere veramente racchiuso come uno degli eventi concertistici più importanti dell'intero territorio provinciale. Noi come ente provincia abbiamo cercato, al di là dei tagli che ci sono stati per tutte le ragioni che voi chiaramente conoscete, abbiamo cercato, ripeto, di offrire a circa 60 paesi su 88 occasioni come quella di oggi. Speriamo di aver in qualche modo appunto portato un piccolo segno di gioia anche in tanti piccoli paesi dove senza un piccolo contributo non potevano essere fatti appunto concerti tipo quello di oggi. E allora noi appunto crediamo di poter appunto confermare anche per gli anni prossimi l'impegno che stiamo mettendo, perché con la cultura ci possano essere ulteriori momenti di crescita per tutti noi. Io sono molto contento, lo devo dire con grande piacere, che questa volta la scelta del coro secondario sia appunto ricaduta di avere come ospite l'altro coro di Bonarcado. Si dice sempre che nel proprio paese ci sia una sorta di concorrenza. Io dico che sono tutti amici, sono tutte persone molto corrette, e oggi hanno veramente dato una grande dimostrazione di essere 2 ottimi gruppi
insieme a tutti gli altri che si sono chiaramente esibiti. Un saluto e un ricordo particolare a due persone che oggi mancano. La prima è Mauro. Un anno fa ci siamo salutati e lui mi ha detto: io vorrei veramente che gli enti pubblici potessero continuare a sostenere, come avete fatto sino ad oggi, iniziative come quelle di oggi. Allora io credo che il nostro impegno anche in suo onore debba essere veramente quello di confermare, di far sì che occasioni come quella di oggi possano esserci ancora per tanti anni. Grazie Mauro di questi consigli. E poi l'altro saluto è per un amico che qualche anno fa è venuto a mancare. Vedo qua la sua moglie, parlo di Gianni Solinas, un altro amico che del coro su Gondaghe, appunto col coro su Gondaghe ha sempre condiviso tante cose, per cui mi pareva giusto, mi pareva importante appunto ricordarlo in questa occasione. Tutti hanno fatto gli auguri, io non vorrei ripetere tutte le cose che hanno detto le persone che mi hanno appunto preceduto, ma dato che noi come ente provincia stiamo portando avanti un grande lavoro sulla lingua e sulla cultura sarda, io vorrei chiudere con un augurio a tutti, applausando su salute. Grazie al professore Corias e grazie al signor Sassi di cuore di questo intervento. E a Sua Eccellenza devo dire una cosa: prima abbiamo ascoltato il suono della Sardegna, no? Però devo dire che anche la campagna, che se non sbaglio è la sua terra, stasera dà una risposta in musica, perché attraverso Gioacchino Raffone ascolteremo Quando nascette Ninno, che lei conosce benissimo, la conosciamo tutti, perché quando si parla di Tu scendi dalle stelle spesso non si sottolinea che poi discende da questo canto, dalla sua forza, brano composto da Sant'Alfonso dei Liguori a Nola nel 1749. C'è una frase che dà il senso di questo motivo: non c'erano nemici per la terra e si vedeva il lupo giocare con l'agnello, quindi in un tempo dove non c'erano le guerre e le divisioni. Un bellissimo messaggio di pace ma anche di speranza. Gioacchino Raffone.